Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito la conferma, mi sentite, vedete la condivisione schermo? Sì, tutto bene. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora ben ritrovati in questa nostra rassegna stampa di Radio Libertà. Oggi ci soffermeremo su quello che è accaduto a Milano, che è sembrata veramente Teheran con queste immagini della festa della Sura. Insomma, vi ricorderete che non era stato permessa la processione del Corpus Domini a Milano e invece questa islamizzazione della città meneghina. E poi parleremo ovviamente anche di questo accordo che è stato siglato tra Libano e Stati Uniti, e scusatemi, Libano e invece appunto l'accordo che è stato siglato a Washington, l'accordo invece tra Libano e Israele. E poi ci raggiungerà proprio il nostrissimo Matteo Desio, l'instancabile Matteo Desio, conduttore, come sapete, lunedì mattina per il Te la ridò io l'America. Con lui commenteremo proprio questo accordo, ma anche le nuove tensioni che si stanno riaprendo tra Iran e Stati Uniti, le accuse proprio di tregua violata, e poi naturalmente anche quello che è accaduto a Milano. Io vi ricordo sempre anche le nostre coordinate, ovviamente potete seguirci sia dal canale YouTube, dal nostro sito internet, dalla pagina Facebook della radio, dalla pagina Facebook naturalmente anche della stessa Lega, dicevamo dal sito internet della radio, dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android, naturalmente dal canale digitale della Radio DAB. Vi ricordo sempre quello che abbiamo chiamato il nostro spazio di democrazia interno, quindi potete mandarci i vostri messaggi chiamando allo 02 9294 7222, 3 volte il 2 finale, per intervenire in diretta, e poi potete mandare i vostri messaggi anche al WhatsApp della radio, il 340 6709 659, e naturalmente scrivere i vostri messaggi anche sotto le dirette Facebook della pagina della radio e della Lega. Io vi ho subito condiviso qui la prima pagina di Libero, vedete, per le inchieste che stanno tenendo i vari quotidiani come Libero, Tempo, Giornale della famiglia Angelucci su Conte, Conte che strilla ma non risponde, vedete qui proprio dal titolone della prima pagina, il fuggitivo, proprio perché continua a negarsi in commissione Covid, non rispondendo alle accuse proprio di queste spese pazze durante la sua gestione. Poi leggeremo anche l'articolo, l'editoriale proprio di Feltri, che invece oggi chiede addirittura a Grillo di tornare in campo per liberare i 5 Stelle da ovviamente questo ricatto di Conte, e quindi chiede addirittura, no, a Conte stesso, chiede a Grillo di farsi di nuovo protagonista per liberare il Movimento 5 Stelle da Conte. E quindi ovviamente questo lo vedremo poi dal tempo di Feltri, ma qui vedete già dalla prima pagina di Libero l'avvocato e l'arte di dribblare le domande, l'editoriale di Alessandro Sallusti. Da giorni chiediamo all'ex presidente Giuseppe Conte di raccontare che cosa ne sa della montagna di quattrini che pochi fortunati, alcuni di sua conoscenza, si sono spartiti in modo non sempre trasparente durante questa emergenza Covid, visto che lui, in quanto premier, era il comandante in capo delle operazioni. Niente da fare. Lui ogni giorno risponde stizzito, non parlando di quegli appalti milionari, bensì di noi, ieri della Santanchè e di Del Mastro, nel maldestro tentativo di spedire la palla in tribuna. Quindi sempre questa continua sottrazione alle domande. Egregio Presidente, se avessimo voluto sapere il suo illustre parere sui suoi avversari politici e sui loro guai giudiziari, sulle loro travestie giudiziarie, questo glielo avremmo chiesto. No, magari più avanti possiamo anche farlo. Ora vogliamo domandarle, ci scusi l'impertinenza, ma fare domande è il nostro mestiere, fastidioso certo, ma qualcuno deve pure farlo. Vogliamo parlare di altro, chiederle di altro, e lo facciamo anche nel suo interesse di capo del Partito dell'Onestà, che dovrebbe essere il primo a voler dissipare anche il più piccolo dubbio che sotto la sua gestione qualche cosa sia andato storto. Questa la domanda che appunto viene rivolta soprattutto poi in commissione Covid. Vede Presidente, noi siamo il paese dove il capo non poteva non sapere. Berlusconi è stato condannato perché non poteva non sapere di quello che accadeva in un'azienda che non era più sotto il suo controllo. E poi ecco il riferimento all'altro caso giudiziario, forse avete già visto i commenti, la decisione che addossa tutta la responsabilità del disastro ferroviario a Mauro Moretti. Ecco, l'allora amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni per il disastro ferroviario di Livorno del 2009, nonostante la sua evidente estraneità al fatto specifico.
Quello che agli italiani piacerebbe sapere è se, non dico sul piano giudiziario, ma su quello politico, qualcuno sia stato responsabile di tanto spreco di denaro pubblico. Per fare un esempio, i 119 milioni gettati per acquistare i ridicoli e mai utilizzati banchi a rotelle, sul conto di chi, per esempio, tutti questi li mettiamo. Ci sarà un motivo, perché il primo atto del successore di Conte, Mario Draghi, fu di cacciare dal mattino alla sera tutta la struttura che aveva fino a lì gestito appalti d'emergenza, che stava per compiere un nuovo scempio, quello delle isole vaccinali disegnate dall'archistar Stefano Boeri. Ecco, a noi basterebbe che Conte spiegasse il perché e il per come di tante scellerate e costose scelte. E qui vedete da pagina 2 a 3 tutta questa inchiesta, miliardi in fumo, parcelle pazze, ma Giuseppi grida al complotto, invece di chiarire in commissione la sinistra fa quadrato. Qualcosa quindi da nascondere su Conte che strilla ma non risponde. Ecco, vedete qui andiamo già all'interno, le 2 paginate che vi dicevo, il caso Conte, le costose parcelle degli amici di Conte per le consulenze sugli affari del Covid, e poi Giuseppe il fuggitivo che appunto adesso grida al complotto per evitare di rispondere. E allora la marea di denaro che è circolata all'ombra del virus, imprese, contratti e lauti bonifici che ruotavano intorno in cui aveva lavorato il leader dei 5 Stelle e all'avvocato di Donna, suo ex collega. Qualcuno accettava le condizioni, altri no, ma il copione era lo stesso. Ma poi è venuto fuori che addirittura erano indicate nel consorzio di queste imprese cinesi che avrebbero dovuto ottenere gli appalti, delle società che comunque non erano state indicate dalla Cina come affidabili. Qui a sinistra vedete l'avvocato Luca Di Donna, ha lavorato gomito a gomito con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e premier all'epoca dell'emergenza Covid, nello studio legale Alpa, come professionisti autonomi che condividevano spazi nella medesima struttura. A destra uno stabilimento cinese di produzione delle mascherine. Per le commesse ad aziende di Pechino per la fornitura di dispositivi di protezione, il governo italiano pagò oltre 1,2 miliardi di euro. Questo fu praticamente, insomma, soprattutto questo è stato il grande addebito, no? Una spesa enorme, ingente. Oltretutto tenendo conto del prezzo, del costo iniziale di queste mascherine e poi del prezzo per l'erario, per il nostro Stato. E quindi il succo della storia è che mentre il paese viveva col fiato sospeso, gli ospedali inseguivano le mascherine, nelle retrovie dell'emergenza si muoveva un altro mercato, invisibile, silenzioso, quello delle relazioni che contano, perché la merce più preziosa a quel tempo non era un FFP2, era un numero di telefono, un appuntamento, un nome da pronunciare al momento giusto. Quel nome è Luca Di Donna, avvocato e docente universitario, collega di studio di Giuseppi. Attorno a lui ruotavano imprenditori, consulenze, contratti e bonifici. Lo studio Alpa non compare nei bandi pubblici, eppure è lì che iniziano molti dei racconti messi a verbale, è lì che si fissano gli incontri, è lì che che prende forma il primo contatto. Il nome diventa una credenziale, quasi un sigillo, il resto, raccontano i testimoni, viene da sé. E poi vedete a pagina 3 il prosieguo di questa inchiesta, Giuseppe che è il fuggitivo che grida al complotto per evitare di rispondere, l'ex premier che perde la testa, il capo del Movimento 5 Stelle sbraita contro Libero e i giornali che gli chiedono di spiegare in commissione il suo operato da premier durante la pandemia. E subito l'opposizione gli fa da scudo, istituzioni usate per attaccarlo. Vedete, questo è l'articolo a firma di Pietro Senaldi. Per l'avvocato del popolo contestare il suo periodo d'oro, drammaticamente coinciso con quello più nero degli italiani, ma insomma vi ricordate gli inseguimenti degli italiani che cercavano di andare a correre per le spiagge inseguite con gli elicotteri, e Conte che poi teneva in ballo il paese agli arresti domiciliari con quelle dirette Facebook la sera, vabbè. E uno dei momenti più neri, ecco, degli italiani per l'avvocato del popolo, quindi contestargli questo suo periodo d'oro, però è un affronto personale, peggio di scompigliargli il ciuffo. Se pensate di farci paura con il vostro potere mediatico e la vostra strafottente arroganza, significa che non mi conoscete affatto, si difende attaccando. In realtà noi un po' pensiamo di conoscerlo, e lo scopo della nostra inchiesta giornalistica è farlo conoscere meglio anche ai lettori, che poi sono pure gli elettori. Quanto al potere mediatico, ne sa qualcosa forse più lui di noi, che proprio al tempo del virus ha contato su una buona stampa, a reti unificate,
che neppure il suo mito Xi Jinping in Cina si può permettere. Ricordate quei mantra grotteschi rilanciati come brani di Vangelo? Andrà tutto bene. L'Italia è un modello, abbiamo fatto scuola al mondo e poi abbiamo rimesso in moto l'economia con il super bonus. L'ex premier, aiutato da un ammaestrato coro di laudatores, è riuscito a far bere queste panzane a quasi tutti, appuntandosi al petto come medaglie quelle che erano in realtà delle macchie. Tuttavia, se l'Italia è la sola nazione al mondo che in piena pandemia ha licenziato sia il Presidente del Consiglio, Conte appunto, che il commissario straordinario al virus, Domenico Arcuri, di scuola dalemiana e simpatia Dem, forse qualcosa è stato sbagliato. Epurazioni giustificate perché, per inciso, non è andato tutto bene, in quanto siamo stati la nazione occidentale con più morti, 3.500 per milioni di abitanti. Malgrado siamo quelli che hanno praticato le chiusure più lunghe e rigorose. Non abbiamo fatto scuola al mondo, tanto che abbiamo convocato medici russi, cubani e perfino cinesi, ma erano davvero tutti medici poi, ad aiutarci. E i soli che hanno fatto scuola sono stati i camici lombardi, che hanno fatto un'autopsia a un cadavere risultato positivo, contravvenendo agli ordini del governo, ma consentendo di capire che stavamo sbagliando le tecniche di cura. Il rimbalzo dell'economia è dovuto non ai 280 miliardi di super bonus che ancora ci ammazzano i conti, ma al fatto che l'Italia ha perso più di tutti il PIL del 18% e quindi aveva più da recuperare. Del resto, con tutte quelle chiusure, tutto quel lockdown, la contrazione del PIL non poteva che arrivare appunto a quei livelli. È sacrosanto quindi che una commissione d'inchiesta oggi indaghi, e visto che ciò che sta emergendo, visto quello che appunto viene fuori, chi non ha avuto responsabilità nel disastro chieda conto invece a chi lo ha gestito questo disastro. È qui che entra in campo il Conte fuggitivo, spiega appunto Pietro Senaldi, quello che fa dire al suo notaio Alfonso Colucci, casualmente anche parlamentare di Movimento 5 Stelle, che da Fratelli d'Italia arriva solo fango con il quale il partito cerca di screditare gli avversari per nascondere le proprie malefatte. E quello che, anziché rispondere nel merito, sventola le sue archiviazioni giudiziarie, afferma di aver fornito tutte le spiegazioni nei tribunali e dato tutte le risposte in svariate interviste, di aver dato disponibilità ad essere audito in commissione Covid. Si prepari, credo che presto verrà il tempo. Basta che si dimetta dalla commissione, cosa che non fa, come gli hanno suggerito i presidenti delle Camere. Ed è qui che scatta il soccorso rosso, con un comunicato congiunto di PD e Movimento 5 Stelle. Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana si sono attivati per convocare la Giunta per il Regolamento, su richiesta di Fratelli Italia, e trovare uno scamotaggio che consenta alla maggioranza di usare le istituzioni, sentite qui il comunicato di Conte, per attaccare in maniera sconsiderata a Conte, ma da un anno non rispondono alle nostre richieste per sbloccare la commissione di vigilanza RAI e farci ascoltare il direttore generale. Questo è appunto il comunicato a difesa di Conte. Nel mentre l'aspirante Conte Ter fa casino e spara nel mucchio, se la prende con Daniela Santanchè, malgrado la Corte Costituzionale al momento abbia fermato il giudizio contro di lei. L'ex ministra viene invitata a tacere e farsi giudicare in tribunale dopo aver invitato l'ex premier ad andare in commissione Covid e chiarire. Si attacca disperatamente a un mio presunto post pur di non spiegare perché si ostina a fuggire. È la replica della parlamentare Fratelli Italia, che rivendica di essersi sempre presentata nelle sedi istituzionali di dovere. Insomma, l'avvocato di se stesso alza cortine fumogene per non rispondere, divaga. Ecco, dall'essere l'avvocato del popolo appunto all'avvocato di se stesso. E qui la conclusione di Senaldi: invece le domande che scaturiscono dagli articoli usciti su Libero sono semplici, avrebbero bisogno di risposte chiare. Al di là di vicende grottesche come banchi a rotelle e le primule, perché la struttura commissariale ha rescisso con la JC Electronics un contratto per la fornitura di mascherine di qualità eccellente, condannandosi a pagare oltre 200 milioni di indennizzo? È vero che la febbre da incauti acquisti del governo ha bruciato 1,7 miliardi per comprare merce inservibile? Perché abbiamo pagato le mascherine il doppio di Francia e Spagna, scucendo peraltro anche più di 70 milioni di provvigioni? Perché sono stati pagati all'ex collega di Conte, l'avvocato Luca Di Donna, 435 mila euro complessivi di parcella per il lavoro di mezza giornata di una sua praticante per il semplice controllo di alcuni documenti? E il fuggitivo parla d'altro. Quindi tutte le grandi domande, le domandone che rimangono senza risposta da parte di Conte, e soprattutto questa sull'acquisto insomma incauto di 1,7 miliardi
veramente questa cifra mostruosa. Noi torniamo adesso un attimo, adesso sulla prima pagina, no, di Libero, riapriamola da qui, vedete, così riprendiamo anche le altre anticipazioni, vedete. L'allarme poi sicurezza a Milano, questo è un altro scandalo perché forse l'avete già visto, il rumeno che poi ha causato la morte del vigile adesso è già ai domiciliari. L'albanese, non il rumeno, che è scappato al posto di blocco, niente funerali in Duomo per la gente. E poi il caso del capo di gabinetto, sparito in rassegna il sindaco Salis che censura Libero. Eh sì, perché alla Silvia Salis non è piaciuta questa prima pagina di Libero. Qui se ne occupa Andrea Muzzolon e neppure il nostro articolo sulla vacanza nel beach club super esclusivo di Forte dei Marmi. E poi l'altra polemica per la patente di antifascismo a più libri, più liberi, dalla Sgarbi al Fatto, rivolta antipatente di antifascismo. E sentenze sovietiche, quello che stavamo prima anticipando anche dall'editoriale, no, di Alessandro Sallusti, Moretti in galera ha un precedente molto pericoloso, ne scrive Corrado Cone, la sentenza con cui Mauro Moretti, affermato manager ed ex amministratore di Ferrovie e Reti Ferroviarie Italiane, in carica dal 2006 al 2014, è stato condannato in modo definitivo dalla Cassazione per il grave incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, sembra da ogni punto di vista abnorme e segnala ai nostri occhi una sorta di impazzimento della giustizia italiana, la quale dà proprio l'impressione di essere appunto così imprevedibile. Questo vedete l'articolo che segue a pagina 11 e poi il caos del Medio Oriente, quindi c'è l'accordo pure per il Libano, dicevamo prima l'accordo Libano-Israele verso la pace, se ne occupa Costanza Cavalli. E poi a proposito del no al referendum, vedete, si parla di mala giustizia, di sentenze abnormi e purtroppo come non pensare, no, a questa occasione persa del referendum. Quei due segnali di una giustizia in cortocircuito, scrive proprio Nicolò Zanon dopo il no al referendum. Il dibattito furioso in tema di referendum sulla giustizia ha riguardato l'organizzazione della magistratura che i giuristi chiamano ordinaria, cioè quella composta nella sostanza da magistrati penali e civili. Lungi da me l'idea di riaprire la questione in qualsiasi forma, mi limito a una constatazione. Se un merito ha avuto quel dibattito è consistito, qui vedete segue a pagina 9 la riflessione di Zanon, nel costringere, vedete ve lo apro da qui, a proposito no, del no al referendum, nel costringere le persone più lontane dal tema ovviamente della giustizia a familiarizzare o comunque a cercare di farlo con formule apparentemente astruse come separazione delle carriere, Consiglio Superiore della Magistratura, giustizia disciplinare. E insomma, in ogni caso resta questo cortocircuito giustizia, stiamo appunto commentando queste decisioni sempre assurde, imprevedibili, che poi veramente fanno inorridire, indignare il cittadino comune. Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono nell'occhio del ciclone per nomine e costosi passaggi di carriere. Quante perplessità poi sulla mancata terzietà. Che dire, qui vedete ci si avvicina alla conclusione Nicolò Zanon, il no referendum sulle riforme relative ai magistrati ordinari sembra aver ringalluzzito anche le magistrature speciali, che peraltro non avrebbero avuto grande bisogno di supporti, avendo sempre beneficiato di una serie di trattamenti peculiari. Quindi qui si sposta ovviamente l'attenzione sull'altro tema della magistratura, quella non ordinaria, quella contabile, per esempio quella amministrativa. Come accadrà anche nel caso prima raccontato, a giudicare sui ricorsi contro le delibere del Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa sarà la stessa magistratura amministrativa. Insomma, per usare il linguaggio felpato dei giuristi, è una soluzione che suscita qualche perplessità sul rispetto del principio di terzietà del giudice. La decisione infatti finisce per essere rimessa ad organismi composti dagli stessi magistrati destinatari delle delibere del Consiglio di Presidenza, in cui peraltro siede una maggioranza di giudici amministrativi che, oltre a stare nell'organo di governo autonomo, restano in servizio anche come giudici. Insomma, un groviglio che i giuristi meno pudichi definiscono giurisdizione domestica. Capisco bene che dopo il no al referendum ogni seria riforma in tema di giustizia sia per un bel po' di tempo almeno off limits, però che almeno si tenga a mente a futura memoria ciò che in quel mondo continua ad accadere. E insomma questa
una puntualizzazione, perché con quello che è appunto venuto fuori poi anche per questa sconfitta al referendum, quando comunque con l'impegno, no, di artisti mobilitati dalla sinistra, con il voto, si è detto anche dei più giovani, poi alla fine si è persa veramente un'occasione anche per comunque far rispondere i giudici, no, con l'alta corte disciplinare dei loro errori. A proposito di Libero, io volevo anche riprendere questa parte, diciamo, della politica interna, perché c'è Alemanno che di fatto è stato già scaricato dopo essere stato accolto da Vannacci. Qui vedete, scrive, ve lo apro da qui perché sennò non si vede bene, ecco, ve lo zoomo, scrive Fabio Rubini, vedete, dopo la valanga di proteste sui social, Vannacci che scarica Alemanno farà solo il consulente, già ridimensionato il ruolo dell'ex sindaco, e poi la bersagliera Bardelli è il generale delle banalità, Meloni lo tenga fuori. E sostanzialmente che cosa è successo? Che dopo averlo accolto all'uscita dal carcere, dopo aver accolto appunto Alemanno, poi il generale Vannacci ha subito precisato, ha fatto capire che per il momento, no, non verrà un candidato per appunto cariche elettive. E infatti lui qui l'ha ribadito, qui vedete, contro ordine Camerati, dopo la rivolta social Roberto Vannacci batte ritirate e annuncia: Gianni Alemanno sarà un ottimo consulente per Futuro Nazionale, ma non avrà incarichi politici, spiega l'europarlamentare nel corso di una conversazione con il Foglio. Una dichiarazione verosimilmente figlia dell'ondata di riprovazione che ha travolto i social del neopartito e che deve aver consigliato a Vannacci di correre ai ripari, esautorando di fatto il nuovo compagno di viaggio. L'ex sindaco di Roma è già stato declassato quasi. Di lui resterà questa testimonianza dal carcere e la battaglia per migliorare le condizioni degli istituti penitenziari. Vannacci specifica che né io né qui c'è credo un errore di battitura, né Alemanno siamo per l'amnistia. L'Italia deve costruire carceri nuove e rinnovare quelle esistenti, un concetto più e più volte espresso anche dai leader del centrodestra, qui spesso e volentieri Vannacci rubacchia le idee, ma non è colpa mia se prima di me ci aveva pensato qualcun altro. E qui con anche il virgolettato. Vannacci va oltre e spiega che il carcere è rieducativo, ma è anche il luogo dove si scontano le pene, e con afflato filosofico spiega che le pene devono far penare, altrimenti banalmente non sarebbero pene. Già, banalmente. Nella sua conversazione con il Foglio, Vannacci tocca anche il nodo alleanze in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, dopo aver spiegato nei giorni scorsi che se vuol parlare Meloni avrà il mio numero e se non ce l'ha ha le capacità per recuperarlo e chiamarmi. Ieri ha attaccato nuovamente Fratelli d'Italia, ha definito un'alleanza di centrodestra che fa tutto tranne che una politica di destra. Sembra una sinistra meno alla moda. Non male per uno che ammette di non conoscere le figure storiche della destra italiana. Gran finale poi sulla politica estera, io ho parlato e parlo con tutti, si figuri se non posso parlare con Trump. Un modus operandi zeppo di egocentrismo che non stupisce chi in generale lo ha conosciuto bene. Per esempio Stefania Bardelli, stavamo prima, no, citando questa sua chiosa, questa sua osservazione. Stefania Bardelli è stata una delle prime vannacciane quando l'ex generale non era ancora europarlamentare, non aveva ancora aderito e poi tradito alla Lega. A proposito poi del tradimento alla Lega, sentiremo anche l'intervista che ha rilasciato Luca Toccarini, segretario federale della Lega Giovani, proprio su anche questa questione qua del tradimento, sul fatto che comunque Vannacci fosse stato accolto a braccia aperte, ma era semplicemente un militare che aveva scritto un libro che aveva spaccato l'opinione pubblica. Voleva raddrizzare il mondo al contrario, ma con chi? Con Pozzolo, con Ravetto, scusatemi, Alemanno, auguri. Lui dice a tutti di sì, ma in realtà fa tutto in base a quello che gli conviene. Io avevo fatto un progetto sul territorio, ma quando l'ho messo davanti a un gruppo di sindaci non sapeva cosa dire loro. Pensava avesse ideali, obiettivi saldi, ma in realtà è un uomo capace solo di saltare da uno slogan all'altro, senza contenuti reali. Ed è per questo che Bardelli se n'è andata presto, sbattendo la porta. Un giudizio duro, quello della bersagliera varesina, che definisce Vannacci il generale delle banalità. E sulle famose linee rosse che non sono valicabili, e chi le conosce, diciamo che certamente la coerenza non è una di queste. Poi sentite anche l'appello che ha lanciato la Bardelli, l'appello all'attuale maggioranza di governo.
L'unica via percorribile per il centrodestra è quello di lasciarlo fuori dall'alleanza. Se entrasse, ci metterebbe un attimo a portare zizzania. Una volta dentro farà la destra più destra che si può e sfascerà tutto. È quello che ha fatto alla Lega. È la stessa cosa successa all'Associazione Mondo al contrario, che è stata distrutta dalle divisioni interne alimentate proprio da Vannacci. Sentite, quindi sono accuse molto gravi, queste che lancia la Bardelli. Vannacci ieri, dopo aver ribadito che l'unico sondaggio che mi interessa è quello che faccio in mezzo alla gente, non ha resistito alla tentazione di postare una rilevazione fatta da MG per il TG3, che vede sì futuro nazionale in crescita di quasi 1 punto percentuale, ma anche ben dietro sia la Lega sia Forza Italia. E insomma il commento è se il buongiorno si vede dal mattino. E poi a proposito di Libero, di quello che ci rimane ancora da vedere, poi volevo passare alle altre testate con voi prima della pausa, credo sono le 8:28, allora gli ultimi 2 minuti e poi ci concediamo questo break. Quello che stavamo richiamando prima sul fatto che il sindaco Salis, la sindaca Salis di Genova, si sia risentita per queste immagini. Vedete il sindaco Salis che censura Libero. Vietato parlare del primo cittadino al mare. Queste sono le immagini della sindaca di Genova al mare in Versilia con un gruppo di amici, tra loro anche il suo capo di gabinetto Marco Speciale, e il nostro giornale quindi sparisce dalla rassegna stampa quotidiana del Comune, la vendetta nei confronti di Libero, e il centrodestra che attacca, serve trasparenza. Qui burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte, in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Questa era la prima pagina incriminata. E il solito allarme sessismo, vedete, intervenuta come al solito l'europarlamentare Dem, la Moretti, che ha dichiarato ci insulta, prima pagina oscena. La europarlamentare Dem contro il nostro giornale, un direttore donna l'avrebbe fatto. Ma a proposito sempre di Libero, dopo dicevo andiamo anche sulle altre testate, qui vedo che ormai sta per arrivare anche il nostro break, la crisi Volkswagen, perché anche qui viene da dire ma come mai solo adesso si scopre il disastro dell'automotive dopo tutti gli allarmi che erano stati lanciati da tanti partiti, tra cui la Lega, proprio comunque sul Green Deal e quindi su tutti i contraccolpi che avrebbe potuto subire l'industria automobilistica europea. La Volkswagen è un simbolo della Germania in crisi nera, modello produttivo caput, la casa tedesca annuncia il taglio di 100.000 dipendenti e l'effetto del Dieselgate, ma soprattutto della concorrenza cinese e dell'errore strategico sull'elettrico e quindi di tutte le scelte folli di questo green, di questo passaggio improvviso che si voleva accelerare, no, nell'automotive proprio da questi motori, cioè nel passaggio appunto nei motori elettrici, ai motori elettrici. 8:30, Natalia, se sei d'accordo, piccolo break, ci ritroviamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più
avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora vedo che qui ci sono già i vostri messaggi. Per esempio ci ha scritto, credo Silvio, vero, da Torino: aver indicato di non fare autopsie nella fase acuta dell'emergenza pandemica di per sé è un fatto gravissimo e colposo. Idem l'aver osteggiato i tentativi di curare il Covid da parte dei medici più coscienziosi. Direi come Totò, in galera. Questo appunto che ce lo scrive Silvio da Torino, riprendendo anche quello che abbiamo detto prima, letto dalle inchieste su Conte. Ma invece volevo riprendere questa parte sulla Volkswagen, un simbolo della Germania in crisi nera, questo taglio di 100.000 dipendenti, e quindi dicevamo prima tutte le politiche sbagliate per l'abbandono di questi motori endotermici, il passaggio a quelli elettrici. Vedete, 100.000 licenziamenti, il 15% della forza lavoro di Volkswagen, e il titolo in borsa che non si rianima, meno 25% da inizio anno. In genere di fronte a queste notizie un cinico rimbalzo sui prezzi di borsa arriva. È la più dolorosa ristrutturazione di tutta la storia di Volkswagen, azienda simbolo del Made in Germany. 88 anni dignitosamente portati. Credeva di aver conquistato la Cina, vendeva là per pochi mesi più auto di qualsiasi marchio locale, ma è la Cina ad aver conquistato l'Europa. I numeri di maggio certificano che per la prima volta le auto di Pechino superano il 10% del mercato. Sui licenziamenti Volkswagen ha indorato la pillola preparando l'opinione pubblica per gradi. Prima 35.000 tagli, fine 2024, quindi 50.000 a marzo di quest'anno, infine 100.000. Con lo scandalo Dieselgate gli Stati Uniti hanno suonato la sveglia alla Germania e il sistema industriale tedesco ha entusiasticamente abbracciato l'auto elettrica come unico mezzo di locomozione in uscita dalle fabbriche a partire dal 2035. Un abbaglio di cui sono rimasti preda tutti i produttori in Europa. Teoricamente era tutto perfetto, una rivoluzione che sembrava l'uovo di Colombo. Si costringe il consumatore ad un ricambio forzato del parco macchine con un bel po' di sussidi pubblici a facilitare tutta l'operazione. Delitto perfetto, delitto, ma verrebbe da aggiungere delirio perfetto. Ci sarebbe però quel piccolo dettaglio che nessun manager si è degnato di considerare nel mentre si abbracciava questa dottrina. Ma il consumatore cosa ne pensa? Qui, come quando no, si proponeva, ma perché non si sostituisce la carne magari con la farina di insetti? Siamo proprio sicuri che voglia svenarsi per acquistare una vettura che per ricaricarsi ci mette un paio d'ore e che sempre un altro paio d'ore si scaricherà totalmente e quindi il calvario della ricarica riparte? Hai voglia di dilettarti coi sudoku mentre aspetti durante la carica? L'industria automobilistica non fa market intelligence, mi diceva mesi fa Pierluigi Del Vescovo, analista del settore automotive. I produttori si credono, in parte lo sono, attori della politica industriale. Non si preoccupano di comprendere i bisogni del mercato. Quando sono arrivato nel settore avevo constatato come il marketing auto fosse indietro anni luce rispetto a quello di giganti come Colgate, Palmolive, Ferrero e Procter & Gamble, mi diceva ancora Del Vescovo. A furia di dialogare con la politica, tutti i produttori si sono illusi di convincere i consumatori e tuttora molti manager, i politici lo diamo per scontato, ragionano così. Attribuiscono l'insuccesso dell'auto elettrico al numero delle colonnine. Ma puoi avere l'intero globo tappezzato di colonnine, però se ti servono 1 o 2 ore a ricaricare la macchina, perché il consumatore dovrebbe cambiare le sue abitudini visto che a fare un pieno ci mette meno di 3 minuti? Insomma, tutte le domande che rimangono insolute. Anche questo, dicevamo, è stato veramente una forma di follia. Io adesso con voi volevo però passare un attimo anche alla verità e un attimo adesso lo riapriamo da qui, vedete qui si chiude questa parte, andiamo allora a prendere subito la prima pagina della verità, vedete, ecco qua, l'Europa che finisce sotto un'auto, che richiama quello che stavamo dicendo. Anche oggi la verità si occupa di questo tema, vedete, il suicidio industriale sociale, l'ultimo atto, questo licenziamento di 100.000 dipendenti da parte di Volkswagen che chiude fabbriche, vertici di Mercedes che ammettono situazione gravissima. I 2 colossi schiantati assieme a concorrenti indotto Made in Italy dalle folli politiche verdi di Bruxelles, che però insiste. Allora, vedete, intanto l'editoriale proprio di Maurizio Belpietro sul tema, immagino
che da ieri nessuno avrà più dubbi sul prezzo da pagare per la transizione energetica. Volkswagen, ossia il più grande gruppo automobilistico europeo, il secondo nel mondo, si prepara a licenziare 100.000 dipendenti, all'incirca un sesto dell'intera sua forza lavoro. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle vendite, ma soprattutto dei profitti che nello scorso anno si sarebbero ridotti di oltre il 40%. E poi a proposito, sempre sulla verità, invece volevo segnalarvi anche l'altra questione che abbiamo subito anticipato in apertura, no, di questa nostra rassegna stampa, sul fatto che la Milano di Sala sembra diventata veramente Teheran. Qui vedete infatti già le immagini dalla condivisione. Milano sottomessa agli islamici, strade bloccate, donne nel recinto, se ne occupa Giorgio Gandola. Benvenuti nel Milano Stan, fra autoflagellazioni maschili, poi queste lagne di tradizione sciita, l'universo femminile con il burqa, e quindi tutto questo è andato in scena appunto a Milano con il rito pubblico della Sura, dove davanti alla stazione centrale di Teheran, trasferita in piazza Duca d'Aosta, con il traffico di via Vittor Pisani bloccato, proprio per dare spazio a un corteo musulmano. E infatti prima l'abbiamo detto, ma com'è la processione del Corpus Domini? Non si è potuta fare, non si è potuta tenere, invece questo sì. Insomma, veramente siamo sconvolti e allibiti. E qui, andando appunto a pagina 5, trovate tutto, no? Lo apriamo un attimo assieme. Vedete qui intanto l'accordo Israele-Libano, Hezbollah che dice di no, e poi quello che stavamo dicendo, questo scusatemi a pagina 6, e invece a pagina 5, eccolo qui, la Milano di Sala che sembra Teheran, Islam in piazza e donne nel recinto. Gli sciiti che occupano la centrale per le autoflagellazioni del rito pubblico della Sura, e poi ovviamente qui le foto con le donne. Ecco, questo è un altro scempio, e vedremo se poi le femministe, le tante femministe magari del PD intervengono sulla questione, ingabbiate, le donne islamiche che vengono coperte e isolate. Una realtà che nel Milano Stan, questa ovviamente della partecipazione dei musulmani con cortei e poi l'isolamento delle donne, vedete qui è scritto l'isolamento delle donne in fondo al corteo, discoste dagli uomini con niqab e mascherine e passeggini. A Palazzo Marino la chiamano invece integrazione, o forse si dovrebbe chiamare appunto sottomissione. Allora, vedete, una realtà che nel Milano Stan è diventata progetto politico, involontario a conferma dell'inettitudine implementato dalla giunta di sinistra. Il corteo dalla Sura sarebbe l'apoteosi per il sindaco Ayatollah Giuseppe Sala, stranamente assente dalla manifestazione. E quindi, forse perché il ritiro spirituale in vista del Gay Pride di oggi, forse perché già sbilanciato verso la frescura del suo cottage di St. Moritz, mentre in Danimarca la premier socialista Mette Frederiksen ha proposto di ridurre la presenza di stranieri nei quartieri ad alto tasso di migranti. Basta ghetti, basta enclave, non ci devono essere dubbi che siamo in Danimarca. A Milano, invece, zona stazione centrale, accade il contrario e il peloso grande abbraccio a senso unico diventa realtà, con le donne burcate e relegate in fondo, senza che le vestali del patriarcato tossico abbiano alcunché da ridire. Giustamente chiamate le vestali del patriarcato tossico. Neppure quelle di Non Una di Meno e ActionAid, che proprio in città per l'8 marzo avevano portato una mostra per denunciare le bassezze del maschilismo velenoso. Insomma, la contraddizione non è passata inosservata e la vice segretaria della Lega Silvia Sardone ha sottolineato le inaccettabili immagini delle donne velate separate dagli uomini durante il corteo all'interno di recinti e posizionate dietro un telo nero oltre un camion. L'ennesimo episodio di una discriminazione che ormai è consuetudine in molte comunità musulmane. Il sindaco Sala non ha niente da dire davanti a queste immagini? Per esempio, ci domandiamo qui con Giorgio Gandola, Elly Schlein, Laura Boldrini e il PD considerano queste scene magari un arricchimento culturale, un'integrazione positiva? Le femministe saranno in silenzio come al solito pur di non affrontare il tema invece del patriarcato islamico? E qui appunto è intervenuta Silvia Sardone, che appunto non si è fatta sfuggire anche questo messaggio politico con la neppure troppo strisciante avanzata islamica nel nostro paese.
vedete qui appunto il virgolettato, oltre all'oppressione femminile, colpiscono il numero dei presenti e l'islamismo sempre più evidente. Il rischio serio è che in nome del politicamente corretto e di una finta integrazione continueremo a nascondere e a censurare i nostri simboli, la nostra cultura e la nostra identità, per subire tradizioni che non ci appartengono e che sono inconciliabili con i nostri valori, a partire dalla libertà delle donne, come profetizzava Oriana Fallaci. Insomma, prove tecniche di Eurabia, termine, no, che non si può dire, ma che poi alla fine vediamo che purtroppo tutto questo si avvera e si manifesta appunto in diverse parti d'Europa. Pagina 2 invece della Verità, l'Unione Europea che addirittura è disposta a tagliarci metà degli import di gas, ve lo apro da qui, vedete anche l'87% del petrolio, ambiente e povertà, sembra veramente la ricetta della Commissione von der Leyen, Bruxelles che sforna questo piano da 10.000 miliardi, la von der Leyen mette il becco sui nostri risparmi. La Commissione Econ dell'Europarlamento ha modificato e approvato la riforma sulla tutela dei piccoli investitori, è una parte fondamentale del piano con cui Bruxelles vuole mobilitare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi per l'Unione Europea. Il piano Unione del risparmio e degli investimenti, che Enrico Letta ricorda l'esultanza di CR7 perché si chiama appunto SIU, parte da circa 10.000 miliardi di euro, il 70% del risparmio europeo, fermo su depositi a basso rendimento, e quindi la RIS vorrebbe rendere conveniente gli investimenti. Ma quello che vi dicevo sul gas, ecco, l'Unione Europea per il clima, al Consiglio dei Ministri dell'Energia Italia e Germania guidano la fronda antiregolamento, la benzina che sarebbe pronta a schizzare a più 24%, quindi l'Unione Europea per il clima che è disposta a tagliarci questo, vedete qui se ne occupa Laura Della Pasqua, i requisiti richiesti per i fornitori sono totalmente fuori mercato, ben 12 paesi chiedono all'Europa che gli obblighi vengano rinviati. E qui, dopo le tappe forzate della decarbonizzazione, secondo i dettami del Green Deal, Bruxelles mette a segno l'ennesimo regolamento che è una sorta di suicidio per l'industria europea. La guerra in Medio Oriente ha modificato le rotte dei flussi di gas naturale e anche di petrolio greggio, costringendo i paesi UE a cercare altri canali di approvvigionamento. In questa situazione di estrema difficoltà e incertezza, aggravata anche dall'aumento dei prezzi energetici, la Commissione europea, anziché facilitare le importazioni, fa il contrario. Paradossale ma vero. Sentite, da gennaio 2027 il regolamento dell'Unione Europea sul metano impone agli importatori di gas naturale e petrolio greggio di dimostrare che i paesi esportatori o produttori soddisfino i rigorosi requisiti di monitoraggio, rendicontazione e verifica, MRV, equivalenti agli standard UE, una linea ribadita ieri alla riunione del Consiglio UE Energia a Lussemburgo. E insomma questo è un ulteriore danno, cioè veramente come darsi sempre la zappa sui piedi. Allora, vedete qui, secondo uno studio condotto da Wood Mackenzie, supportato dall'International Association of Oil and Gas Producers, a fronte di queste regole, dal prossimo gennaio la UE rischia di perdere fino al 43%, pensate, degli approvvigionamenti di gas e circa l'87% di quelli di petrolio. Ecco perché, no, vedete, c'è questo rischio di perdere tutto l'import, addirittura di arrivare fino a questo 87%. L'analisi sostiene che a oggi nessun paese esportatore è considerato equivalente all'UE in termini di MRV. I volumi di produzione globali di petrolio e gas segnalati ai sensi dell'OGMP, lo standard globale di riferimento per la trasparenza dei dati ambientali, sono insufficienti. Dunque, ingenti quantità di petrolio e gas disponibili a livello globale, accessibili all'Europa, rischiano di essere considerati non conformi, esponendo poi gli importatori a rischio di sanzioni, mentre limitati i volumi conformi, accessibili al mercato dell'UE, sarebbero insufficienti ovviamente a soddisfare questa domanda interna. Vedete, innescando poi un divario di approvvigionamento con gravi ripercussioni sul mercato. E poi sempre sulla Verità, andiamo avanti con questa parte, insomma, vedete la pagina 7 che avevamo prima anche accennato sul leone, o meglio aperto, leone che alza la voce, risolvete i conflitti da uomini. Vi ricordate l'altra volta invece
stavamo commentando quello che lui aveva detto a proposito della remigrazione, che non sarebbe una risposta cristiana. Ci eravamo domandati, ma è cristiano invece permettere che poi i propri popoli vengano invasi, rischino di diventare minoranza a casa propria, e poi soprattutto che ci siano tutte queste violenze, reati violenti come quello che è successo al povero Luis in Francia, che era stato prima bullizzato da questi ragazzi di seconda generazione africana, poi addirittura torturato, filmate queste sevizie, filmati messi in rete, e lui, il ragazzino poverino, è stato percosso e massacrato di botte e poi ha perso la vita. Sul tema, sapete, è intervenuta anche Marine Le Pen. Leone alza la voce: risolvete i conflitti da uomini, non come bestie tecnologiche. Il Santo Padre durante il Concistoro chiede il dono della pace, poi torna sull'importanza della famiglia che precede gli stati. La Chiesa sia accogliente e si creino reali politiche di integrazione. E poi Prevost sta cercando di preservare l'unità della fede ora in pericolo. Qui vedete l'articolo proprio di Giuliano Guzzo, la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotati appunto di armi tecnologiche. Sono le parole molto forti, quelle che sono state pronunciate ieri da Papa Leone XIV, che appunto è stato piuttosto chiaro in questa omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. E poi la questione di Prevost, che deve difendere l'unità della fede ora in pericolo proprio per le tante fughe in avanti e anche i problemi con la fraternità sacerdotale di San Pio X, i cosiddetti lefebvriani. Da un lato, a giorni verranno effettuate dalla fraternità San Pio X le annunciate nomine di vescovi senza il mandato e l'accordo con Roma, cosa che può concretizzare un altro rischio di scisma, e dall'altro il mal di pancia non più lievi si levano continuamente proprio dalla Germania, dove l'establishment del cammino sinodale da tempo esige più aperture su diversi temi, e qui ovviamente con il rischio, no, di cambiare la dottrina in maniera comunque di arrivare ad uno scontro. A proposito poi dell'inchiesta Covid, quindi di Conte, vi leggo anche quello che è successo, è stato riferito su queste pressioni che avrebbe subito la stessa magistratura, e c'è qui questa inchiesta, vedete, andiamo a pagina 9, inchiesta Covid, ecco le pressioni sul giudice perché troppi aspetti non tornano nel verbale di un'udienza del processo a Raniero Guerra e compagni, dalla registrazione iniziata in ritardo ai controlli del pubblico in aula che sono stati raccomandati alla toga, fino a uno strano video collegamento partito con una persona esterna. Ne scrive Fabio Amendolara e quindi racconta tutto quello che è successo dentro l'aula. Prima della sentenza c'è già qualcosa che non torna. Il 12 maggio nel Palazzo di Giustizia di Roma si celebra l'udienza preliminare del procedimento sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Davanti al giudice ci sono gli ex dirigenti del Ministero della Salute, Raniero Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino, nel frattempo deceduto. L'accusa è di omissione di atti di ufficio. Il procedimento poi si chiuderà con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ma oggi il caso non riguarda la prescrizione. La vicenda è arrivata sul tavolo del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con una interrogazione parlamentare depositata alla Camera e al Senato. Viene chiesto da Fratelli d'Italia di avviare un'ispezione al Tribunale di Roma al fine di verificare la regolarità dello svolgimento del procedimento penale. La richiesta, come anticipato ieri dalla Verità, nasce dai rilievi trasmessi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia presieduta dal senatore Marco Lisei, dall'Associazione dei familiari delle vittime del Covid, Sereni e Sempre Uniti. Il punto di partenza è proprio il verbale di udienza, un verbale redatto con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione, ed è proprio qui che si nota la prima crepa. Sentite cosa è successo. Il documento si apre alle 10:48, ma il giudice Alessandra Boffi esordisce così: da questo momento parte con la trascrizione. D'accordo? Vuole formulare la questione, avvocato, di nuovo? Abbia pazienza, perché abbiamo acceso l'udienza, quindi almeno in parte era cominciata, ma la registrazione no, tanto che a un avvocato viene chiesto di ripetere la questione. È un dettaglio? Forse, ma nelle aule giudiziarie i dettagli spesso diventano sostanza, soprattutto quando più avanti proprio la pubblicità dell'udienza diventa terreno di scontro.
A un certo punto prende la parola l'avvocato Augusto Sinagra, che rappresentava alcune delle parti civili costituite. Sta spiegando perché, dopo quello che dice di aver visto, aveva deciso di non mettere più piede in un'aula di giustizia penale, e il giudice lo interrompe, ma non per il merito, per una persona seduta in fondo all'aula. Mi perdoni, può chiedere chi è quel signore lì in fondo, quello in fondo? Mi perdoni, chi è lei? Mi scusi, perché la vedevo, va bene, prego, mi perdoni, avvocato. Sinagra riprende, ma non lascia passare l'episodio. Attenzione, lo trasforma nel cuore politico e processuale del suo intervento e dice al giudice: lei ha chiesto l'accertamento dell'identità della persona. Adesso, giudice, sappiamo tutti quanti che questo zelo, questa precisione, chiamiamola così, questa accuratezza nel tenere presente che la Camera di Consiglio non è aperta al pubblico, non è di tutti i giorni, però non è di tutti i giudici. Lei, con attitudine generosa, direi anche sincera, stamattina ci ha comunicato che era stato raccomandato di fare queste verifiche. Insomma, l'avvocato attribuisce alla giudice una precedente comunicazione. Quei controlli sarebbero stati raccomandati. E proprio qui il ritardo iniziale della fonoregistrazione diventa un elemento che non può essere liquidato come una formalità, perché Sinagra insiste. Questa verifica non ha lo scopo di rendere ossequio alla norma del codice, ha lo scopo di dare il minimo della pubblicità possibile quando si parla di queste cose. E ancora, non basta che il giudice sia imparziale, lei certamente lo è, occorre anche che appaia anche imparziale, ma per apparire imparziale occorre che ci sia un pubblico. Ma proprio quando le parti civili stanno per chiedere che il capo d'accusa venga trasformato in uno più grave, cioè quello di epidemia colposa, c'è un secondo colpo di scena. L'udienza viene interrotta, questa volta per un inconveniente tecnico. Dal verbale risulta che è partito un videocollegamento in aula. Dagli altoparlanti parte la voce di qualcuno che non è presente, insomma uno strano e sospetto cortocircuito. Il giudice si accorge che qualcosa non funziona, scusate, non credo che sentano, no, sospendiamo 5 minuti e risolviamo questo problema. Qualcuno a quel punto si è chiesto se ci fosse stato un collegamento con l'esterno. Secondo quanto riportato nel materiale trasmesso alla commissione Covid, il giudice avrebbe dichiarato di aver subito pressioni esterne ed estranee in relazione alle decisioni da assumere nel procedimento, tanto da impedirle di autorizzare la pubblicità delle udienze. È una ricostruzione politica, non giudiziaria, ma quel passaggio è stato ritenuto di una gravità tale da finire appunto nell'interrogazione al guardasigilli. E nell'interrogazione le condotte processuali vengono definite gravi e meritevoli di un'approfondita valutazione sotto il profilo ispettivo, disciplinare e politico-istituzionale. Di certo sull'apertura dell'udienza al pubblico c'era molta tensione, appunto che alle precisazioni dell'avvocato Sinagra il giudice lo interrompe: ma non ha capito, ma lei sta facendo un appunto, ma non ho capito, ma lei sta facendo un appunto. L'avvocato replica no, ma viene nuovamente fermato. Ne nasce un breve botta e risposta e a questo punto il giudice spiega il senso del proprio intervento. Mi sembra solo che insistesse troppo sul fatto che io abbia richiamato. È mio dovere perché mi hanno invitato a contenere il numero delle persone. Una frase che si collega a quanto sostenuto pochi istanti prima da Sinagra, secondo cui il giudice aveva comunicato che era stato raccomandato di fare queste verifiche. E proprio attorno a queste parole si concentra una parte delle contestazioni nell'interrogazione parlamentare. Ma mentre attorno a queste parole si concentra una parte delle contestazioni nell'interrogazione parlamentare, il capogruppo poi Fratelli d'Italia alla Camera chiede che l'ex premier Giuseppe Conte, invece di intralciare i lavori della commissione Covid, si faccia udire e racconti quello che sa riguardo a ciò che sta emergendo come il più grande scandalo della storia della Repubblica, ovvero l'acquisto per 1.251.000.000 di euro da consorzi cinesi sconosciuti di mascherine che poi si sono rivelate farlocche. E a tutto questo abbiamo visto Conte continua a sottrarsi, non vuole farsi sentire, evidentemente c'è ancora tanto da nascondere. Pagina successiva della Verità, poi passiamo anche a Tempo e al Giornale, vedete l'albanese che ha provocato la morte di un agente graziato con questo domiciliare, l'albanese, vedete qui il capitolo lotta all'invasione, appunto la foto anche poi dell'agente di questo servitore dello Stato. Qui vedete addirittura il termine boldriniano a destra, risorse,
A destra un peschereccio con centinaia di migranti che attracca il molo commerciale di Lampedusa, e poi a sinistra questo servitore dello Stato che ha perso la vita, il vigile Francesco Imprezzabile, morto a Milano mentre inseguiva un'auto sfuggita all'ALT con al volante appunto un albanese. E ci viene da dire, per un servitore dello Stato che stava inseguendo questo albanese con anche precedenti, non vediamo, no, mobilitazioni, lui che era fuggito all'ALT, questo albanese, mentre invece per il caso appunto di Rami, ve lo ricordate, insomma, le proteste, che cosa era successo, e comunque Rami che era a bordo di questo scooter, che era comunque stato fermato, cioè era inseguito nell'immediatezza comunque di sospetti di reati. E all'epoca appunto tutte quelle mobilitazioni, tutte quelle proteste e anche quegli attacchi contro le forze dell'ordine, e lo stesso sindaco Sala, no, che addirittura aveva dichiarato sbagliato inseguire Rami di notte per 20 minuti. E Milano, appunto, vedete, niente carcere per il guidatore con precedenti, questo guidatore che ha causato la caduta fatale di Imprezzabile, e invece a Genova addirittura un immigrato che si masturba davanti ai bambini. Queste sono le grandi risorse boldriniane. I paesi d'origine devono garantire alla gente il diritto a non emigrare. Le autorità hanno il compito di assicurare le condizioni minime per una vita dignitosa. Ne scrive Pietro Dubolino, presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione, richiamando anche qui quello che aveva dichiarato, messo nero su bianco, Papa Leone XIV nella sua enciclica Magnifica Humanitas, riprendendo quasi alla lettera un concetto già espresso da Papa Francesco nel 2023, in occasione della giornata del migrante e del rifugiato. Appunto, ha affermato che accanto al diritto di migrare dovrebbe riconoscersi anche quello a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare, comprese quelle legate alle ingiustizie economiche e alla crisi climatica. Vedete qui nella foto, cioè scusatemi, nell'immagine, il ritratto di Re Ferdinando II di Napoli, perché qui Pietro Dubolino lo richiama, infatti, come diciamo esempio di governante che comunque decide di porre al centro della propria politica, della propria azione, ovviamente l'interesse dei suoi cittadini a che vivano in pace, vivano in prosperità nella propria terra. Viene citato l'esempio storico, vedete qui, del Re Ferdinando II di Napoli, il quale non esitò a mettersi in fiero contrasto con quella che era all'epoca la superpotenza britannica, fino addirittura a rischiare la guerra per tutelare i legittimi interessi del regno e delle popolazioni siciliane contro le vessatorie condizioni alle quali la Gran Bretagna pretendeva che le fosse fornito lo zolfo estratto dalle miniere della Sicilia. E il risultato, anche se non del tutto conforme alle attese, fu comunque quello di un miglioramento delle suddette condizioni. Quindi il compito del buon governante, insomma, quello proprio di provvedere all'interesse dei suoi cittadini, interesse, dicevamo, a vivere in prosperità nella propria terra d'origine, e quindi a non dover essere per forza costretto ad emigrare. Sono già le 9:01, allora Natalia, chiedo a te la conferma, ci riconcediamo questo piccolo break, noi ci ritroviamo veramente fra pochissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Nuova a te la linea. Grazie Natalia. E allora ci sarebbe veramente ancora tanto, no, da approfondire anche qui sulla verità di oggi, però io ve l'avevo promesso, assolutamente dobbiamo prendere il giornale e andare anche a recuperare questa intervista che ha tenuto Michel Dessy,
proprio a Luca Toccalini, il segretario federale della Lega Giovani. Vedete, intanto qui la prima pagina del giornale di oggi, la pista San Marino, Covid, le carte inedite, Conte tace e ci attacca, e qui anche la riflessione proprio di Tommaso Cerno invece su quello che abbiamo visto a proposito della Sura, democrazia a targhe alterne. Milano capitale morale a targhe alterne. Un giorno il Corpus Domini in Duomo, il giorno dopo la preghiera islamica in strada. Bandiere, transenne, corsie e recinti che separano le donne, e tu che pensavi che l'unico recinto fosse l'area C. Ufficialmente è colpa del traffico, Milano è sempre congestionata, perfino quando si congestiona la coscienza. E così, qui veramente no, sempre per citare i famosi 2 pesi e 2 misure, Monsignor Mario Delpini che sceglie la cattedrale, la versione elegante dice gestione dell'ordine pubblico, quella vera assomiglia ad un'altra cosa, cioè sarà un destino, sarà il caso, ma la città non sa più distinguere tra libertà religiosa e occupazione identitaria, tra integrazione e sopraffazione. La fotografia è spietata, la nostra tradizione si celebra nei suoi monumenti, protetta da marmi e incenso, come un cimelio da museo che resta antico. L'altra invece si vende come futuro e si prende l'asfalto. Non è una colpa di chi prega se la preghiera sembra una sfida culturale, perché l'Italia sembra arrivare dopo Francia e Gran Bretagna e quel Nord Europa che prova ormai fuori tempo massimo a fare retromarcia, copiandone gli errori e chiamandoli progressi. E mentre in piazza si discute se il recinto sia davvero un recinto, nello stesso giorno la sinistra porta in Parlamento rappresentanti di quell'Islam politico che in Europa fa litigare tribunali, scuole e diritti delle donne. Poi però guai a dirlo, se lo scrivi diventi islamofobo, se lo chiedi sei provocatore, se ti preoccupi per ti preoccupi per il sessismo, ti spiegano che è cultura. Strano, riempiono le piazze di simboli teocratici e di bandiere del terrore globale come Hamas e Hezbollah, ma pretendono il silenzio laico di tutti noi, demo stupidi. E alla fine l'unico recinto rimasto è quello del politicamente corretto, che tappa la bocca e ci fa tutti fessi. E poi, giustamente no, Cerno ha ricordato, rischiamo di fare a questo punto la fine del Nord Europa, no? Di arrivare a questa condizione quando ormai non c'è quasi più nulla da fare, o comunque si è in ritardo, no? Per porre un freno a tutto questo. E poi il caso di questo hackeraggio, di questo attacco hacker contro Trenitalia, Strisciuglio è indagato per Brandizzo, alcuni hacker hanno bucato il sistema informatico di Trenitalia e rubato i dati dei passeggeri, non sono riusciti ad accedere però a password e codici IBAN. Intanto la successione al vertice delle Ferrovie dello Stato, dopo le dimissioni Donnarumma, si intreccia con il procedimento giudiziario sulla strage di Brandizzo. Allora, io ve l'ho citata, vedete, possiamo recuperarla, prenderla da qui, no? L'intervista che avevo detto prima a Luca Toccalini, e quindi andiamo a pagina 8, vedete, la apriamo da qui, ecco, mettiamo direttamente in questo modo. Vedete, noi giovani leghisti che siamo stati traditi da Vannacci, restiamo tutti uniti per vincere nel 2027. Il deputato Salvini ha rischiato pur di impedire gli sbarchi. L'intervista di Michel Dessy. 3 giorni dedicati ai giovani della Lega, è la loro festa, dibattiti ma anche divertimento a pochi passi dal mare. Da Milano Marittima questo weekend passerà lo Stato Maggiore del Carroccio. A capitanare i giovani è Luca Toccalini, deputato e segretario federale del Movimento Giovanile. Quest'anno un grande evento, e per dare una risposta a chi vi dice di essere al 5%. Sono entrato in Lega a 16 anni nel 2006, da quel giorno sento dire che la Lega è finita, che non ha futuro. La storia ci racconta un'altra realtà. Anche questa volta sarà così. E sì, perché poi sono spesso, no, i soliti richiami dei giornali che sostengono tutto questo. E poi che clima si respira tra i giovani militanti, visto il periodo un po' agitato nel partito? Spesso i giovani sono più maturi di alcuni dirigenti, si confrontano nelle sedi opportune, davanti a una birra dopo la riunione di sezione. La leadership di Matteo Salvini, cosa dicono su questi giovani? Guardi, poco più di un anno fa c'è stato il congresso, nessuno si è fatto avanti come alternativa, e poi anche lì i giovani si sono fatti valere, non solo con la mia elezione in Consiglio federale, ma anche quella di un giovane avvocato di 27 anni. E poi mi lasci dire una cosa. Che cosa? Ma lei ha mai visto un politico rischiare la galera per mantenere la promessa elettorale di bloccare gli sbarchi?
Parlare è facile, mettere cuore e coraggio è decisamente più difficile. Poi, vedete, l'obiettivo, stiamo lavorando a una flat tax per le nuove generazioni. E a proposito di Matteo Salvini che ha rischiato il processo, viene anche da commentare, ma qui solo in Italia poteva accadere, no? Con un ministro degli interni che prova a difendere le frontiere, finisce rinviato a giudizio, subisce questa persecuzione. La Carola Rackete che si divertiva a speronare, invece vi ricordate, anche una motovedetta della Guardia di Finanza, per lei la libertà clamata, la pirata, la Carola Rackete. I giovani sono rimasti delusi dall'addio di Roberto Vannacci, si sono sentiti traditi da una persona che avevano accolto a braccia aperte, che poi ci ha voltato le spalle, vedo promesse da mercante. C'è una proposta nata dai giovani che vorreste come priorità nazionale? Sto lavorando con il sottosegretario Durigon a contratto giovane, una flat tax al 5% per i giovani lavoratori e per chi rientra dall'estero. Dobbiamo metterli nelle condizioni di costruirsi un futuro. Ma non dimentichiamoci anche del tema della salute mentale e dell'intelligenza artificiale, temi a cui le nuove generazioni tengono molto. Cosa dicono i giovani alla Lega? Lasciarsi alle spalle le polemiche e lavorare tutti uniti al fianco di Salvini per vincere le elezioni ed essere determinanti. Abbiamo la migliore classe dirigente del paese, questo nessuno potrà mai negarlo. Infatti è stato ribadito anche ieri, perché comunque con governatori come Zaia, Federica, Fontana, assolutamente no, si può affermare senza tema di smentite che questa è la migliore classe dirigente. Io vi leggo i tanti messaggi che ci avete mandato, per esempio Mario che ci scrive: buongiorno, non sono d'accordo su quello che si dice su Vannacci per due motivi. Il primo, i sondaggi non sono veritieri, ma tutti manovrati dalla sinistra per creare come sempre problemi alla Lega. Due, fuoriusciti dalla Lega e passati con Vannacci non erano leghisti ma opportunisti che temevano di non essere ricandidati. E Mario, a proposito dei sondaggi, bisognerà poi capire effettivamente se questi stanno davvero fotografando la situazione reale. Poi vi ricordate, c'era qualche giorno fa qualche sondaggio che sosteneva no, ma Futuro Nazionale in teoria starebbe superando la Lega, poi adesso gli ultimi sondaggi danno la Lega, no? Abbiamo visto ampiamente sopra Futuro Nazionale. Ermanno che ci scrive: adesso che Vannacci se n'è andato, gli buttate fango addosso. Prima tutti zitti, la Radetto aveva addirittura una trasmissione, fango addosso a lei. La verità che nascondete è che l'unico responsabile del disastro è questa classe politica che ha tradito il Nord per il progetto nazionale miseramente fallito. E no, Ermanno, qui ti sbagli, perché insomma Vannacci è stato accolto proprio perché si condividevano anche tante sue idee. Qui giustamente è stato ribadito, è stato accolto pure in una maniera trionfale, gli è stato dato tutto questo spazio, non si è capito perché poi lui ha continuato a voler fare, diciamo, un po' il protagonista, a tenere questa sua associazione, a radicarla, a mobilitare sempre più persone, a tenere, diciamo, un doppio binario partito-associazione. Poi quando gli si faceva notare ma cosa sta succedendo, perché tutto questo attivismo con l'associazione, no? E lui rispondeva: ma tanto io comunque non aprirò mai un altro partito, non lo fonderò mai. C'è anche il video che è stato ripescato, no? Che lo inchioda: non aprirò mai il partito. C'erano poi magari degli altri giornali che rilanciavano questa ipotesi: Vannacci sta per lasciare, e infatti poi vi ricordate alla kermesse di Roccaraso lui non partecipò e poi subito dopo ci fu l'annuncio ufficiale del suo partito, della nascita del suo partito. Maurizio che ci scrive: bene, così Volkswagen imparerà a fidarsi della sua donna incapace a Bruxelles, della von der Leyen. Lo dicevamo da sempre, ma chi pagherà? L'operaio o la Ursula? Ma la solita Germania avrà il più potente esercito. Che novità, sempre Germania. E tutto continua come sempre ad ascoltarli invece di... qui Maurizio ci ha scritto qualcosa che non possiamo leggere adesso in radio, vabbè, però il problema di fondo, Maurizio, che hai centrato è verissimo, cioè l'abbiamo detto, ma come si faceva a praticamente massacrare così, come era pensabile, no, di massacrare così l'industria automobilistica tedesca e anche europea con il Green Deal, con questo passaggio all'elettrico? Qualcuno diceva, cioè, a meno che state prendendo praticamente tangenti dal governo cinese, voi burocrati europei che volete questo Green Deal, volete praticamente affossare questi motori endotermici, non si capisce se no tutto questo, questa smania di passare all'elettrico dove c'è il dominio, c'era già il dominio incontrastato della Cina.
veramente della serie, ma che prendete tangenti dalla Cina? Boh. E poi Antonio da Udine che ci ha scritto questo messaggio a proposito, no, della Bardelli, sempre sul tema di Vannacci. La Bardelli, abbiamo sentito poco fa, aveva lanciato queste frecciate, no, sul generale. Non credo che la Bardelli sia tanto affidabile. Evidentemente, entrando nel partito di Vannacci, cercava uno spazio che non le è stato offerto e quindi ora sputa veleno. Infatti, se la coalizione di centrodestra non si alleasse con Vannacci, andrebbe a schiantarsi contro il muro dell'opposizione che accoglierà tutti, partiti e partitini della sinistra, 5 Stelle e altri scarti. Per non parlare dell'area Prodi, area Zuppi, centri sociali, associazioni di volontariato, associazioni studentesche Propal, Landini e CGL, che all'occorrenza darebbero vita a movimenti politici. E qui giustamente Antonio ci ricordi le famose sardine, le sardine create, no, da quel ragazzo che ci diceva che era istruttore di frisbee, pronti a scendere in lizza per raccattare voti di nicchia. E poi, scusate, ma a Salvini sono andati bene, è andato bene questo mezzo milione di voti, solo che non ha visto, valutato il possibile rischio, quindi errore suo, inutile girarci intorno, ognuno dei due sperava in un tornaconto personale. Beh, no, qui secondo me ti sbagli, Antonio, perché poi alla fine Salvini lo ha anche detto: io sono molto generoso, una volta che do la mia fiducia, la mia disponibilità, sarei capace anche di dire a questa persona: te prendi le chiavi, no, che ne so, della mia auto, se devi fare un giro. E quindi lui ha riconosciuto che magari l'errore è stato quello di essere stato troppo forse generoso con chi, ripetiamo, condivideva le stesse battaglie, credeva, no, in quelle stesse idee sull'immigrazione, sulla difesa dell'identità, sulla necessità comunque di sicurezza interna. E però poi a un certo punto sembrava proprio che tenesse il piede in due scarpe, come dicevamo prima, l'impegno nel partito, e poi però in Lega non è che si fosse occupato tanto di temi come l'autonomia, per esempio, e poi invece questo impegno nell'associazione che portava avanti, che comunque faceva espandere. Poi io vedo che c'è una chiamata, Marco da Mantova. Allora facciamo sentirla questa chiamata, Natalia, anzi scusami che non vi ho risposto subito, vedo solo ora, prego. Buongiorno Vittorio. Ciao, ciao Marco. Intanto Vannacci è un egomane, un egocentrico, lo ha dimostrato in tutte le sue cose, quindi non è entrato in politica per fare il bene degli italiani, ma forse per fare il suo bene. Comunque, al di là di questo, tutto si tiene se stiamo a guardare le scelte dell'Unione Europea. La Volkswagen sta pagando un prezzo altissimo insieme alla Mercedes per la scelta dell'Unione Europea del Green Deal. Ma la scelta dell'Unione Europea è anche quella di abbracciare l'Islam, lo ha dimostrato in tutti questi anni. E quindi perché? Perché l'Islam è uno strumento che permette a pochi eletti, pochi burocrati, di mantenere i propri privilegi, togliendoli al resto dei cittadini. Tu prova a pensare alla struttura di una società islamica dove lavorano soltanto gli uomini, le donne non lavorano sostanzialmente, quindi non hanno bisogno magari della macchina, quindi non hanno bisogno di tanti vestiti, perché quelle volte che escono hanno sempre la solita palandrana che le copre da testa ai piedi, quindi c'è meno utilizzo di idrocarburi, c'è meno utilizzo di energia, c'è meno utilizzo di vestiti, di ciò che serve per produrre i vestiti. Tutto è molto semplificato, l'uomo ha il suo ruolo preciso, la donna ha il suo ruolo preciso, che non deve rompere l'anima, quindi meno produzione, meno consumo, più possibilità di sviluppare il Green Deal, e la gente è molto più diretta, molto più controllata, perché la società islamica è una società che controlla molto il comportamento delle persone. Quindi l'Unione Europea va in quella direzione, perché così toglie la possibilità alle persone di essere libere, di poter anche dire quello che pensano, perché nell'Islam non lo puoi fare, di potersi comportare come ritengono opportuno, e basta, fine. Abbiamo creato, senza bisogno di eserciti, una sorta di dittatura, e abbiamo risolto il problema dell'Europa, che sarà cinese. La Cina è un'altra, quella sì che è una dittatura, ed è per quello che l'Unione Europea guarda alla Cina, guarda tutte quelle strutture di governo che non hanno nulla a che fare con la democrazia. Ma se questo gli europei, e vista la situazione di Milano,
gli italiani non lo capiscono, ragazzi, è soltanto colpa degli italiani e degli europei che si sono fatti fregare e gli si fa credere che noi dobbiamo accogliere, quando in realtà a un certo punto noi stiamo continuando ad accogliere, ma piano piano ci stanno legando e imbavagliando. Perdonami, dico l'ultima, e il Papa non mi sembra che sia così tanto diverso da Ciccio I, che se n'è andato un paio d'anni fa. Un saluto, Pier Vittorio, ciao. Grazie Marco. Sì, hai affrontato tante questioni. Io sono d'accordo con te sul fatto che poi alla fine da parte di questi burocrati si voglia limitare, no, un po' la nostra libertà di movimento, ci vogliono tenere imbavagliati, tutte queste simpatie verso la Cina. Poi, insomma, qui potremmo citare anche le politiche delle cosiddette zone 30, per cui in città non si può andare oltre i 30 km orari. Queste sono tutte politiche comunque sempre di giunte progressiste, democratiche. E io vi leggo anche il messaggio poi, per esempio, a proposito invece dei servitori dello Stato e di quello che poi decidono alcuni giudici. Buongiorno, per alcuni giudici la vita di un servitore dello Stato vale 0, ma per uno spacciatore si sa che ha un valore diverso. Grazie giudice per questa decisione. Lei sì che sa far rispettare la legge. Questo è il riferimento appunto alla gente che è morto dopo che è stato speronato da questo albanese, e appunto l'albanese già con precedenti però messo solo agli arresti domiciliari. E poi per esempio Antonia, che ci scrive anche qui a proposito, riprendiamo l'argomento del Green Deal, della nostra autosufficienza energetica, Antonia che ci scrive: è inutile parlare sempre della mancanza di gas, petrolio, il governo esiste per risolvere questo problema. Qui quindi a proposito di questioni energetiche, l'Italia è uno Stato sovrano, abbiamo bisogno di gas, petrolio russo. Ma invece io ho in collegamento, non l'avevo ancora visto e perdonami, ci ha già raggiunto in collegamento Matteo De Sio. Matteo, ci senti? Ci ascolti? Sì, buongiorno a te Pier, figurati, ci mancherebbe. Buongiorno anche ai nostri radioascoltatori. Grazie Matteo, grazie mille, perdonami perché vedi, poi alla fine mi sono trattenuto, adesso stavamo finendo di leggere questi messaggi, no? Di sentire anche la chiamata appunto che abbiamo ricevuto da Marco, quindi perdonami per l'attesa. Matteo, vengo subito al tema che con te noi avevamo pensato di commentare, questa di Milano come Teheran. Adesso vedete, vi sto inquadrando, qui siamo a pagina 9 del giornale di oggi. Invasione sciita per la Sura, la festa con le donne chiuse nel recinto, ma per il Corpus Domini la piazza fu negata. Ne scrive Francesca Galici, ma Matteo abbiamo letto prima, richiamato anche l'editoriale di Cerno, che è abbastanza critico su Delpini. Prima abbiamo sentito anche appunto anche delle critiche allo stesso Prevost, che non si discosta anche da una certa visione di Papa Francesco I. E nell'editoriale abbiamo letto Tommaso Cerno, c'è addirittura scritto: ma insomma quello che potrebbe essere un nostro rito diventa, no, il Corpus Domini diventa un cimelio da museo che resta antico, invece l'altro si vende come il futuro e si prende l'asfalto. Matteo, quindi una domanda che quasi viene dal cuore: ma veramente ci dobbiamo arrendere a tutto questo, o forse abbiamo ancora la possibilità veramente di opporsi, di mettere un freno, di mettere veramente dei paletti, delle regole, e anche poi sulla base per esempio di quelle che sono alcune proposte legislative, no? Abbiamo anche citato il caso per esempio della revoca della cittadinanza per chi di seconda generazione si macchia di gravi reati, e qui pensiamo anche al fatto che ci sono tanti predicatori d'odio in mezzo a queste comunità islamiche. Ecco, quindi la domanda è proprio questa, Matteo. Abbiamo detto prove tecniche di Eurabia, ma forse siamo ancora in tempo per evitare tutto questo, una deriva estrema, e porre un argine. Secondo me, guarda Pier, bisogna veramente fare attenzione per quanto riguarda questi cortei, perché segnalano anche, dato che non sono stati condannati dalla sinistra, quanto questa sinistra, pur di andare contro le politiche del cattivo Trump, ad esempio per quanto riguarda gli Stati Uniti, preferiscono, e si sono viste anche sui social, dei post a favore della Repubblica Islamica dell'Iran, pur di andare contro Donald Trump. Qualche mese fa erano pronti a scendere in piazza a manifestare per le donne, in questo momento per andare contro la destra, per andare contro l'Occidente,
preferiscono elogiare personaggi che tranquillamente andrebbero contro le loro idee, ma il nemico del mio nemico per loro, ma solo per loro, perché vedremo poi con questa Eurabia, come l'hai chiamata tu, vedremo poi se questi ospiti saranno poi dello stesso avviso. Parlando anche di quello che dice il Papa, bisogna trovare il modo di essere ospitali, ma non sottomessi. Non sottomessi nel senso che non è possibile che una celebrazione religiosa di una minoranza venga tranquillamente approvata, e invece una celebrazione della maggioranza comunque cristiano-cattolica sia sempre sistematicamente arginata, e bisogna trovare il modo di controllare, senza che a sinistra parlino di fascismo e di altre amenità, controllare assolutamente soprattutto le comunità religiose, non tanto perché automaticamente, ovviamente, ma non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, chiunque sia islamico, chiunque sia musulmano sia da arginare, semplicemente perché essendo immigrati, facendo probabilmente parte magari di comunità in cui l'integrazione non è riuscita, è probabile che stiano ad ascoltare pazzi scalmanati, come abbiamo sentito alcuni predicatori religiosi, piuttosto che provare di loro iniziativa, magari perché disperati, un'integrazione individuale. Esattamente, e io qui ti richiamo anche queste ultime notizie, cioè gli altri articoli su questo fatto qui, vedete anche dal Tempo, pagina 10, Maxi Corteo con le donne recintate, Milano si sottomette all'Islam, e poi questa notizia che ci viene da Gaza, cioè la campagna di terrore di Hamas contro i contestatori interni, perché ci sono state le proteste, ma vengo proprio alla domanda, questo è il flash finale perché vedo sono le 9:24. Reggerà questa tregua tra Israele e Libano, reggerà anche questa tregua tra Iran e Stati Uniti, perché Trump ha accusato comunque l'Iran di ulteriori violazioni. Purtroppo mi sento di dire che Israele e Libano, fino a quando non cambierà qualcosa nella situazione totale in Medio Oriente, secondo me saranno sempre alla fine finiranno sempre per scontrarsi uno con l'altro. Bisogna cercare piano piano di cambiare le condizioni in Medio Oriente, ovviamente per evitare ulteriori spargimenti di sangue in una zona del mondo che, oltre per il discorso dell'immigrazione, se parliamo del discorso proprio umanitario, non merita di essere costantemente un campo di battaglia, e bisogna cercare di delegittimare il più possibile una repubblica islamica, e soprattutto anche Hamas nella striscia di Gaza, che ovviamente di queste vicissitudini non se ne parla, perché bisogna dipingere per forza, perché ormai si vede il mondo in bianco o nero, Hamas come i buoni e Israele come i cattivoni della storia. Esattamente, i cattivoni della storia, e qui i cattivoni appunto come ha dimostrato di essere appunto Hamas, e abbiamo richiamato prima la protesta che si è scatenata proprio a Gaza, nella striscia "Vogliamo vivere fuori Hamas", la protesta dei Gazawi. Non è la prima volta che la popolazione di Gaza manifesta, oltre che contro Netanyahu, anche contro Hamas. Allora veramente una speranza che qualcosa cambi, perché poi alla fine anche lì si maturi questa consapevolezza
comunque bisogna lottare per i propri diritti, per la propria democrazia e per potersi liberare da questa schiavitù, da questa tirannide. E allora grazie ancora Matteo per essere stato con noi, grazie per la tua partecipazione, grazie a te Natalia ancora oggi per la regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi e ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà anche per l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti. Avete ascoltato la rassegna